Don Dismo Milani, che è il patron delle dune, e chiediamo cosa sono le dune. Buonasera a voi tutti. Allora, le dune sono le dune fossili, dune che si sono formate circa 2000 anni fa. Segnava l'antica linea di costa, il mare ritirandosi, facevano sì che hanno creato le dune. Oggi sono dune fossili, cioè dune abbandonate dal mare. Questo parco è di circa 2 ettari e 600 metri, di cui è gestito dalle associazioni Le Dune. L'associazione è nata 11 anni fa proprio per, diciamo, conservare e accudire e soprattutto informare i cittadini alla cultura del nostro ambiente. C'è un ambiente unico, ricco di biodiversità, un vero, diciamo, scrigno di valori naturali. Praticamente qua si parla che c'era la linea di costa, quindi la famosa via Pompilia passava di qua? Allora, la via Pompilia era un tratto di strada che gli è stato dato il nome dall'allora console, che attraverso le dune fossili, che partiva appunto da Massansatica, quelle zone lì, arrivava fino ad Aquileia. Ecco, la Romea è stata costruita proprio sulla via Pompilia. Allora, parlava di biodiversità sia animale che di flora. Biodiversità, abbiamo lavorato moltissimo per costruire, tramite le varie mappe, ricerche che abbiamo fatto, abbiamo scoperto che mancavano delle piante che un tempo si erano sviluppate appunto in questi territori. Già nel 1939 furono impiantumati dei pini domestici e dei pini marittimi, favorendo una vegetazione autoctona come il pino, come il leccio, la quercia, il carpino bianco, il biancospino, e l'olmo, il ginepro. Poi parliamo del sottobosco, degli erbacei. Abbiamo dei cespugli, tanti, come pungitopo, come altre specie. Ecco, e abbiamo le orchidee, che le troviamo qui da noi, 3 specie, che va dalla Anacampis pyramidalis, dall'Orchis moiro. Ecco, se qualcuno volesse venire a visitare, avete orari particolari, bisogna prenotarsi? Abbiamo, ecco, il parco è aperto dalle 10 alle 19. Tutti i giorni? Tutti i giorni, sabato e domenica. Per le visite guidate si fa su prenotazione, perché ci organizziamo, magari ci diamo una mano con le guide naturalistiche del parco del Delta del Po, e possiamo così portare i visitatori che provengono da altre parti lungo i nostri percorsi naturalistici. Posso dire che nonostante le ristrettezze dovute al coronavirus abbiamo avuto diverse, quando sono state naturalmente permesse, diverse presenze provenienti dalle regioni limitrofe.